44,64% contro 61,16%. È tutto in questo raffronto tra oggi ed il 2020 il quadro impietoso dell'affluenza al voto in Veneto per le elezioni regionali, un tonfo di oltre 16 punti percentuali che fotografa la poca affezione dei cittadini alla partecipazione ed il fatto che il partito dell'astensione è quello della maggioranza assoluta. Nessuna provincia raggiunge il 50%, record si fa per dire di votanti nella provincia di Padova che raggiunge il 49%, seguita da Vicenza 45,1%, Verona 44,7%, Venezia 44%, Treviso 43,7%, Rovigo 41% e fanalino di coda Belluno con il 35,2% dei votanti, anche se nel bellunese l'elevata presenza di residenti all'estero ha un peso rilevante sul dato dell'astensione. Spulciando i dati dei comuni, il record di votanti si registra ancora nel padovano a Carmignano di Brenta con il 61,7%. Qui era candidato il sindaco Pasqualon dell'UDC. Nella Marca è Preganziol, il comune con maggior affluenza 50,9% ed assieme a Paese 50,4% sono gli unici comuni trevigiani ad avere superato la soglia della metà degli aventi diritto. Situazione simile nel veneziano con due comuni che hanno superato di pochissimo il 50%, Marcon e Fossò. In provincia di Verona il primo posto dei votanti va a Velo Veronese con il 57,6%. Nel Vicentino il comune dove si è votato di più è Pozzoleone con il 54,7%. In provincia di Rovigo è il piccolo comune di Gaiba a raggiungere il 52%, nel bellunese Zoppè di Cadore il 53,11%. In assoluto il record negativo di votanti va al comune bellunese di Soverzene dove ha votato appena il 18,6% degli aventi diritto, poco sopra il 18,8% di Cibiana di Cadore.